Il giorno dopo il potente fortunare, Pellestrina si è risvegliata con alberi sradicati finiti in mezzo alla strada e contro il complesso abitativo, denominato come Villaggio Mose Santa Maria del Mare, che ospitava gli operai, alberi caduti e strade allagate anche al Lido di Venezia, esito della tromba d'aria del pomeriggio precedente, vie finite sott'acqua, come torrenti nel momento di massima intensità della pioggia. Per fortuna nel bilancio non si è registrato alcun ferito, ma i danni sono ingenti. Al lavoro vigili del fuoco, forze dell'ordine, polizia locale, ma anche alcuni volontari della protezione civile delle due isole. Al Lido la viabilità è finita in tilt, Gran Viale allagato e sotto accusa ancora una volta. Il cattivo scoro dei tombini, insomma un inizio giugno non proprio promettente dal punto di vista del meteo. Il consigliere comunale Alessandro Scarpa Marta, che voci molto accreditate danno in pole position per un assessorato importante alla pesca alle isole nella nuova giunta Venturini, spiega. Purtroppo le due isole, l'isola del Lido di Venezia e di Pellestrina, sono state investite da un forte maltempo, forte vento e pioggia. Mi sono recato subito sul luogo, prima a Pellestrina e poi al Lido, per controllare. Fortunatamente non ci sono stati feriti o danni alle persone, però grandi disagi. Al lavoro per l'intera giornata per ripulire le strade e rimettere ordine. Fino a sera non c'è stata sosta. Specialmente al Lido di Venezia, dove la bomba d'acqua ha colpito in pieno il Lido, e a Pellestrina, precisamente la parte nord dell'isola, Santa Maria del Mare e San Pietro di Volta. Danni anche a Venezia in centro, per esempio a Sant'Elena, allagamenti, e quindi bombe d'acqua. Quello che mi auguro adesso è tutto il lavoro per cercare di abituarsi a questo disagio, a queste bombe d'acqua, e cercare di fare in modo di far defluire l'acqua.